Armi in tasca, qua le ronde, cioè armati di pistola e sparare che basta, è inutile stare là a perdere tempo. Esasperati, arrabbiati, i commercianti ed i cittadini di Favaro Veneto dicono basta alla raffica di furti e rapine messe a segno nell'ultimo periodo. C'è paura soprattutto la notte ed intanto ieri la polizia ha messo le manette ad un georgiano di 28 anni. Faceva parte di una banda che aveva rubato in un appartamento della zona. Lui è stato arrestato, i due complici sono riusciti a fuggire. Gli investigatori stanno cercando di verificare se sono loro i responsabili di altri colpi, compreso quello commesso all'alba di sabato ai danni della farmacista aggredita, imbavagliata e legata. C'è molto allarme, c'è molta preoccupazione, non è possibile che in pochi giorni sia stato l'assalto praticamente a molti commercianti e a casa dove le persone vivono. È chiaro che è una banda molto pericolosa. Una situazione insostenibile, ci dicono i residenti. Ci vuole un rafforzamento delle forze di polizia che siano possibilmente liberate dalla magistratura e che facciano veramente un controllo serio e armato, non con fischietti o telefonini, ma che finalmente si cominci ad usare dal punto di vista del portare le armi. Abito qua da tanti anni e non me l'aspettavo. Paura di sicuro sì, nel senso, non so cosa si possa fare, però... Qualcuno chiede le ronde, o meglio, gruppi di cittadini che controllino le zone maggiormente a rischio. Ho già ottenuto il consenso dei commercianti e di molte famiglie. Noi vogliamo organizzarci un'associazione di autotutela. Le indagini da parte delle forze dell'ordine continuano serrate, anche se il clima a Favaro Veneto rimane incandescente.